posso riconoscere che non è un mio difetto, ma un modo che il mio sistema ha imparato per proteggermi. Non è contro di me. Sotto il naso è solo un tentativo di protezione. Non devo controllare tutto. Lato dell'occhio non devo anticipare tutto. Sotto l'occhio non è necessario restare sempre teso. Sotto il naso posso lasciare andare un po' adesso. Facciamo un altro respiro profondo, lento, chiudi pure gli occhi adesso e rilascia dalla bocca. E non cercare che l'ansia adesso sia sparita completamente, non c'è nulla da controllare, c'è solo da rimanere consapevoli che anche l'1% in meno di allerta, di tensione è sufficiente per dare un messaggio chiaro al sistema nervoso che può riequilibrarsi fidandosi nuovamente del suo corpo, del tuo corpo. E vuol dire che sei capace, che il tuo corpo è capace di riequilibrarsi, ma ti devi fidare di lui e lui si deve rifidare di te. Molte persone notano dei cambiamenti col tapping sull'ansia, ci sono molti studi scientifici sull'ansia, dove anche 10 minuti possono fare una grande differenza in tutta la giornata.